Buonasera a tutte e benvenuti insomma al 10° appuntamento che abbiamo organizzato per il ciclo di incontri Il futuro è sostenibile, organizzati dalla Commissione Sostenibilità dell'Università degli Studi di Udine. Mi chiamo Tommaso Simaz e sono il coordinatore, diciamo, del gruppo Equità e Parità di Genere della Commissione. E siamo insomma il gruppo il quale ha progettato l'incontro di questa sera e abbiamo quindi piacere, insomma, e anche orgoglio di presentarvi gli ospiti che sono venuti oggi a darci la loro opinione, istruirci insomma sulle tematiche che abbiamo deciso di affrontare in questo incontro. L'incontro di oggi verterà sulla figura del migrante, ed in particolare nella prima parte di questa sera la professoressa Antonella Poccecco, docente dell'Università degli Studi di Udine con sede a Gorizia, analizzerà la rappresentazione mediatica che ha la figura dello straniero e quindi di conseguenza il ruolo che i media hanno sulla nostra percezione del fenomeno migratorio. Poi per la seconda parte di questo incontro cercheremo di analizzare le migrazioni e la figura del migrante anche dal punto di vista politico e sociale, e per farlo al meglio abbiamo quindi invitato oggi il presidente dell'associazione Time for Africa, Umberto Marin, e la docente di lingua e cultura araba, Arianna Obinu, che anch'essa insomma fa parte della famosa associazione di Udine, insomma ci cercheranno magari anche di introdurci un pochino questa associazione, ci renderanno partecipi di alcune iniziative che stanno svolgendo anche in associazione con l'università, con la nostra università. Prima di lasciare la parola sicuramente a loro, insomma, che saranno sicuramente dei migliori oratori, ci terrei a definire quello che è l'obiettivo che il nostro gruppo e che questo incontro in generale si è posto per questa riunione. Il nostro obiettivo è quello di delineare e tracciare, insomma, una visione il più completa possibile di quella che è la figura del migrante. Vogliamo fare questo in modo che le persone che usciranno, insomma, da questa riunione o che vedranno questo video in streaming abbiano la capacità per analizzare con maggiore criticità quelli che sono gli eventi dell'attualità e che spesso chiamano in causa questa figura, e di vedere quindi rendere le persone protagoniste di quelle che sono le scelte legate a queste tematiche, e quindi di essere capaci e di essere maggiormente consapevoli di quelli che sono i numerosi stereotipi e le numerose fake news che tanto popolano i nostri siti web in questo momento, riguardanti questa figura e questo fenomeno che sono le migrazioni, insomma. Un'ultima piccola parentesi, perché come negli altri incontri, quello che ha animato il nostro gruppo e quello che anima, insomma, la commissione è quello di cercare di definire quella che è la sostenibilità, e quindi cercare di definire quelli che sono i vari obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E quando si parla di sostenibilità, spesso l'associazione più immediata è quella legata all'ecologia, legata all'inquinamento, insomma legata principalmente all'ambiente e all'energia. Tuttavia gli obiettivi dell'Agenda 2030 e in generale, insomma, le direttive riguardanti la sostenibilità ci pongono di fronte una visione molto più intersezionale di quella che è la sostenibilità, e che non può quindi essere limitata a tematiche ambientali, ma che deve trattare per forza quelli temi quali la parità di genere, la solidità delle infrastrutture e, per l'appunto, quello di cui parleremo oggi, l'equità sociale. Basta fare riferimento al formato in cui è scritto l'intera agenda, e soprattutto a determinati obiettivi, come ad esempio il 10° obiettivo, che è proprio focalizzato su questa tematica, che magari non ci viene immediatamente in mente quando parliamo di sostenibilità, ma che ne è parte permeante. Infatti non potremo veramente parlare di nessuna tematica di queste senza parlare anche delle altre che magari non ci vengono subito in mente. Finito questo, insomma, breve preambolo,
introduzione, lascio volentieri insomma, la parola alla professoressa Pocecco con un'ultima solo raccomandazione. Vi esorto ad usare la chat per eventuali domande e quindi cercare insomma, di non interrompere gli interventi, e poi attraverso la chat sarò io insomma, a raccogliere le domande e cercare di porle alla fine degli interventi in modo da poter lasciare proseguire gli ospiti senza dover essere interrotti per poi avere delle risposte maggiormente, insomma, anche dare loro la possibilità di ragionare sulle risposte da darci alla fine dell'incontro, ecco. E con questa lascio la parola alla professoressa. Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie Tommaso per questa introduzione. Il mio intervento si chiama La costruzione dello straniero. Due piccolissimi appunti preliminari. Innanzitutto straniero con la S maiuscola, nel senso che si allude proprio ad una figura, diciamo così, che costella la nostra quotidianità, che ovviamente è riferita al migrante, è riferita ai fenomeni migratori, e poi il termine costruzione, perché mia intenzione è tentare di darvi delle suggestioni stasera su come i mezzi di comunicazione di massa creano questa lontananza, questa estraneità e questa diversità. Devo partire da una brevissima introduzione teorica. Io sono una sociologa dei processi culturali e comunicativi, quindi studio il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, qui li intendo sia in televisione, stampa, cioè sia i media tradizionali che i social network. E da sempre mi interessa appunto vedere la natura e la consistenza degli effetti dei mezzi di comunicazione di massa sulla nostra percezione della realtà e anche sulla formazione della mentalità collettiva. Quindi devo semplicemente premettere questi due piccolissimi appunti. Quando noi parliamo dei media, noi parliamo di un sistema di informazione che ha degli effetti non trascurabili e non secondari. In primo luogo ha degli effetti cognitivi. I media ci permettono di conoscere la realtà, ampliano il nostro bagaglio, ma al contempo sono degli effetti cumulativi. È come se la fruizione quotidiana di singoli contenuti mediali si costituisse dei mattoncini che si sovrappongono e si sommano nel corso del tempo. A questo aggiungo un altro concetto, quello di rappresentazione sociale. Rappresentazione sociale che significa un sistema di valori, idee e pratiche che in un certo senso riducono la complessità della realtà che ci circonda, non solo, ma anche creano un codice di scambio fra i membri di una comunità o addirittura fra i membri di una comunità in senso planetario. L'esempio è semplicissimo per mostrarvi la pregnanza di queste cose che sembrano molto astruse e molto staccate dalla realtà. Pensate a come tutti i contenuti e frammenti mediali inerenti agli attacchi terroristici che si sono susseguiti nel corso del tempo hanno alla fine creato un'immagine dei musulmani come integralisti, come fanatici e come terroristi. In pratica le immagini mediali, a forza di questa azione continuata e continuativa, finiscono col diventare delle vere e proprie rappresentazioni sociali. Quindi
finiscono col divenire, come posso dire, delle grandi matrici di significato condivise all'interno delle società e fra le società. Ulteriore suggestione teorica è quella dello straniero, perché è un tema molto caro da sempre della sociologia, un tema molto caro da sempre alla sociologia, perché vi rientrano concetti come stereotipo, pregiudizio, etnocentrismo e razzismo, nonché ovviamente la rappresentazione sociale che deriva dalla commistione di tutti questi elementi. Inoltre, ci sono sin dagli albori degli studi che mettono sì in evidenza il carattere dirompente dello straniero, dell'estraneo, del migrante. Simmel dice che lo straniero è colui che irrompe in una situazione sociale consolidata, ne mette in crisi i presupposti culturali, persino talvolta li manda in frantumi, sconvolge l'equilibrio, ma nella percezione comune questo avviene esclusivamente in senso negativo. Mentre Simmel, lo stesso Simmel, diceva, ma attenzione, lo straniero ha un bagaglio culturale, uno spirito pionieristico che può realizzare una spinta innovativa della stessa società, proprio perché si trova ad affrontare una situazione difficile e complessa e quindi trova delle strategie di integrazione, all'interno della società d'accoglienza, non solo, ma lui ci osserva dall'esterno, quindi riesce molte volte più nitidamente ad individuare le disfunzioni, le pecche, le patologie di una società. Allora, passando al cuore del mio intervento, la narrazione mediale della diversità, quindi dello straniero, mi rifaccio sempre a questo schema che ormai ha qualche anno di un sociologo italiano, Calvanese, che iniziò ad analizzare i contenuti su stampa e i contenuti televisivi riguardo al migrante e ai flussi migratori, e stilò questa, chiamiamola così, gerarchia proprio sulla base della consistenza delle diverse tonalità narrative, delle diverse situazioni comunicative che concernevano il migrante. Così al primo posto vedete che la tonalità più diffusa era la drammatizzazione, il che significa non una descrizione obiettiva della condizione, della situazione dei migranti, quanto piuttosto un'enfatizzazione drammatica, una spettacolarizzazione, un sensazionalismo. Al secondo posto l'induzione di allarme sociale, poi l'accentuazione della pericolosità, poi ancora la messa in correlazione fra fede religiosa e violenza, naturalmente fra Islam, fede musulmana e violenza, l'evidenziazione delle carenze o dei difetti di un processo di integrazione, e all'ultimo posto, quindi diciamo così, la situazione comunicativa meno diffusa, meno praticata, era la descrizione neutrale. Già da questa tabella voi capite che comunque i media concorrono a costruire un'immagine dello straniero, del migrante, che in fin dei conti gioca su determinati aspetti che molte volte hanno poco a che fare con la realtà o con l'obiettività. In effetti le, diciamo così, macro cornici o le grandi tematizzazioni con cui i media hanno trattato e trattano ancora lo straniero, il migrante,
sono sempre le stesse, cioè il migrante come emergenza, il migrante come devianza, il migrante come perdita identitaria. Cosa significa lo straniero come emergenza? Significa che questa continua sedimentazione di immagini di questo tipo, barconi sovraffollati, masse di persone, non fanno che instillare una percezione indistinta di continuo stato emergenziale. Questo è un vecchio titolo di qualche anno fa, però diciamo che potrebbe essere anche di pochi giorni fa. Emergenza sbarchi a Lampedusa, 400 clandestini in un giorno. Voi vi rendete ben conto che magari occhieggiando di sfuggita un titolo del genere, la cifra 400 clandestini in un giorno, balza immediatamente agli occhi. Se poi fate la somma, la moltiplicazione di un giorno 400 in 10, 4.000, voi capite che questa sensazione di precarietà e insicurezza diventa proprio parte della rappresentazione sociale condivisa da tutti noi per quanto riguarda il migrante. Altresì un'immagine come questa, una colonna di persone che si inoltra in una no man's land, in un bosco, magari accompagnata da un titolo 17.000 migrants stranded in Croatia by border crackdown. Siamo sempre lì, c'è questo tono di allarme, pericolosità, insicurezza, precarietà. Seconda tematica, lo straniero come devianza. Lo straniero viene inteso come un'infrazione delle nostre, come portatore di un'infrazione delle nostre consuetudini, delle nostre norme, delle nostre regole, proprio perché appartiene a un universo culturale diverso dal nostro. Però anche qui i media creano delle ambiguità profonde. Io faccio sempre questo esempio della poligamia, un'immagine come questa, probabilmente di un indonesiano con le sue 4 mogli, nell'uomo, passatemi il termine, comune, susciterebbe disapprovazione, scalpore, sdegno, sentimento quasi di superiorità rispetto a una cultura del genere. Eppure nelle televisioni italiane per qualche anno ebbe grande successo un reality che si intitolava Io e le mie mogli, che trattava praticamente il tema della poligamia in versione spettacolarizzata, raccogliendo un discreto successo presso il pubblico. La domanda è: cos'era la variabile, la discriminante per far accettare quest'idea della poligamia, per far accettare con un sorriso, diciamo così, questa situazione poligamica rispetto allo straniero? La risposta è che probabilmente erano tutti bianchi, erano tutti biondi e quindi c'era un maggior sentimento di prossimità e veniva visto come qualcosa di curioso, di eccezionale rispetto ai valori culturali occidentali, ma non di pericoloso e nocivo. L'ultimo punto è quello dello straniero come perdita identitaria, un vecchio tema utilizzato da determinate forze politiche, ma è anche diffuso, diciamo così, a livello scientifico, accademico, perché vi sono alcuni che sostengono il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa. In pratica questa paura della perdita identitaria significa che lo straniero alla fine vorrà imporre le proprie regole, le proprie consuetudini culturali o, nel migliore dei casi, porterà ad una, diciamo così,
devitalizzazione della cultura originaria, della nostra cultura. Noi perderemo a causa dello straniero, del migrante, la nostra identità culturale. Scendendo più in dettaglio per quanto riguarda la situazione dei contenuti mediali in Italia, diciamo che c'è stato un punto di svolta il 2 settembre 2015, proprio per quanto riguarda la trattazione dei flussi migratori, la trattazione della figura del migrante. E la data in cui nella spiaggia di Bodrum fu ritrovato il corpicino di questo bimbo, Alan Kurdi, e fu un momento importante perché segnò un momento di riflessione non solo per i media italiani, ma proprio per i media a livello mondiale. Nel senso che si crearono due polarità opposte. Da un lato c'è chi decise di non pubblicare la foto del corpicino del bimbo, che peraltro però circolava liberamente in internet, proprio per quasi voler restituire dignità e individualità a quel bimbo che altrimenti sarebbe diventato un frammento, un'immagine dentro un grande calderone di immagini e rappresentazioni dei migranti. Sull'altro versante ci fu chi invece decise di pubblicare quella foto proprio per smuovere l'opinione pubblica, per invitarla a, diciamo così, a riflettere, a guardare i fenomeni migratori con occhi diversi. Purtroppo col senno di poi diciamo che questa ondata emozionale durò qualche tempo, si notò addirittura un incremento per quanto riguarda le donazioni a favore delle associazioni che si occupavano di migrazioni a livello internazionale, però passata questa ondata emotiva tutto ritornò come prima. Però alcuni mesi dopo in Italia effettivamente l'associazione professionale dei giornalisti stilò la Carta di Roma. La Carta di Roma è un punto importante perché, come vedete, non scendo in dettaglio, prescrive determinate regole etiche, prescrive o consiglia, raccomanda di utilizzare determinati meccanismi narrativi, come usare la nazionalità nei titoli solo se indispensabili, proprio per, diciamo così, invitare l'opinione pubblica a sempre lì a prendere coscienza del fenomeno migratorio e a guardare con maggiore attenzione e anche con maggiore autonomia e senso critico. Straniero come emergenza, eccetera, le soluzioni sono sempre quelle in pratica: correttezza e completezza dell'informazione, e questo è il dato più importante. Vado velocissimamente. Altre puntualizzazioni sono che restiamo attualmente, per quanto riguarda la copertura mediatica dei flussi migratori, su questi tre perni: racconto dei flussi, racconto dell'accoglienza e racconto dell'integrazione, con tre punti esclamativi, perché in fin dei conti è il racconto maggiormente deficitario. Come dire, poche sono le narrazioni positive dell'integrazione dei migranti nella nostra società rispetto alla drammatizzazione del loro arrivo in Italia o rispetto a tutta una serie di binomi come questi: straniero
sicurezza, straniero, pericolo sanitario, straniero, degrado pubblico e infine straniero, invasore. Dovete fare attenzione anche al lessico, perché se ci fate a caso, oltre a ritornare sempre questa dualità, noi, loro, cioè questo porre distanza fra la nostra realtà e la realtà dei migranti, vengono usati termini come esodo, ad esempio, che fanno parte proprio di un lessico cosiddetto epocale, oppure scontro fra migranti e forze dell'ordine, battaglia fra migranti, eccetera. Questi sono termini che appartengono ad un lessico bellico e anche qui è intuitivo che siamo sempre nell'ambito di una lettura unidirezionale. E l'ultimo punto è quello della poetica della sofferenza, che ve lo spiegherò arrivando diciamo alle immagini che ho scelto. Ecco un esempio di immagine che attesta anche visivamente questo lessico epocale, questo esodo, questa massa di persone. Oppure queste sono immagini che invece riportano ad un lessico bellico, quindi alla pericolosità e alla emergenzialità che il migrante porta con sé. La poetica della sofferenza, io l'ho chiamata così, è molto ambigua perché da un lato focalizza effettivamente la sofferenza e preferibilmente la sofferenza di bambini e donne migranti, ma in un certo senso li deindividualizza, è come se fosse un falso pietismo, perché in fin dei conti diventano immagini usuali oppure iconicamente, esteticamente molto belle, che però, vi rendete conto anche voi, non attestano il portato di difficoltà, di sofferenza, di lotta per la sopravvivenza di queste persone. Questa immagine, ad esempio, è magnifica dal punto di vista estetico. Noi capiamo che si parla di migranti solo perché è un barcone sovraffollato, però non sono individui, sono quasi elementi iconografici, fanno parte della scenografia, oppure un'immagine che esteticamente è bellissima, questa immagine, però anche qui siamo molto lontani da una presa di coscienza o da una descrizione della realtà dei migranti. Ultimi 2 minuti li dedico poi, se volete, all'apoteosi, cioè proprio la degenerazione massima compiuta dall'azione dei media per quanto riguarda i migranti, la cosiddetta etnicizzazione del crimine. È un fenomeno che è stato messo in luce dai sociologi italiani già parecchi anni fa. Diciamo che le cose stanno lentamente cambiando, sono abbastanza cambiate, ma non del tutto. L'etnicizzazione del crimine significa avere a che fare con titoli di giornale come questo. Derubate 2 donne, arrestato un marocchino. Qui nell'etichetta, nella nazionalità, nella citazione della nazionalità scompare l'individuo. Non solo, ma genera una percezione che in fin dei conti i marocchini sono tutti dei furfanti, sono tutti dei ladri, cioè genera una distorsione prospettica, per cui sparisce addirittura il reato, la gravità o quello che volete, ma la nostra attenzione si focalizza proprio su quel dato di nazionalità, di appartenenza etnoculturale, sul fatto che è un migrante, uno straniero. Invece, e adesso
ve lo mostro subito, difende un anziano autista picchiato, è un esempio di de-etnicizzazione dell'azione meritoria, perché paradossalmente difende un anziano autista picchiato, racconta il coraggioso intervento di un autista salvadoregno che diciamo ha soccorso un anziano che era stato preso di mira da un rapinatore. Qui paradossalmente scompare proprio l'appartenenza etnoculturale, scompare la nazionalità, ma siamo nel caso di un'azione coraggiosa, di un'azione meritoria. Quindi voi capite che a forza di distorsioni prospettiche ed etnicizzazione delle azioni meritorie, noi abbiamo e continuiamo ad assorbire unicamente determinate narrazioni mediatiche. E concludo per mostrarvi rapidissimamente proprio un esempio lapalissiano di questa diversa capacità di trattare la questione migratoria, la figura dello straniero, e vi assicuro che poco importa i quotidiani che ho scelto, nel senso che è una cosa abbastanza trasversale. Allora, questa notizia del 2016, qui avete nel titolo babysitter filippina annega per salvare bimba. È vero, qui viene dichiarata l'appartenenza etno-nazionale della persona, però è una babysitter filippina, cioè la persona è completamente deindividualizzata perché è descritta tramite delle categorie generali, babysitter e filippina, stop. A differenza della questa copertura della medesima tragedia, dove nel titolo sì, babysitter annega dopo aver salvato la bambina, però c'è la restituzione, se volete, della persona, della sua individualità, perché nel corso dell'articolo questa donna, questa giovane donna morta per soccorrere la ragazzina che le era stata affidata, viene citata per nome. Non solo, ma non viene minimamente citata la nazionalità. Quindi, se volete, c'è la completa restituzione dell'identità di persona e non più l'utilizzo di categorie, di etichette che in fin dei conti proprio annullano, azzerano e cancellano l'individuo, soprattutto se è straniero, se è migrante. E io spero di non aver rubato troppo tempo. Perfettamente in orario, e la ringrazio assolutamente per l'interessantissimo intervento, veramente molto molto interessante. Come dicevi, insomma, adesso aspetteremo la fine, insomma, per vedere quali domande, che domande verranno, insomma, poste. E quindi, insomma, senza neanche perdere troppo tempo, lascio la parola a Umberto Marine e Arianna, insomma. Bene, ti ringrazio per questa opportunità. Prima di iniziare volevo solo fare vedere chi siamo noi, insomma, un po' di pubblicità. Time for Africa, Cooperazione, Solidarietà e Volontariato. È un'associazione nata 15 anni fa. Noi ci occupiamo di cooperazione e solidarietà internazionale, ma da qualche anno, da diversi anni, a dire la verità, ci occupiamo anche delle questioni più interne. E queste sono un po' delle cose che facciamo. Quindi Autunno in Borgo Stazione, per esempio, è il quarto appuntamento di incontri e racconti, dialoghi interculturali nel Friuli che cambia. Abbiamo organizzato in febbraio e in novembre, scusate, lo scorso anno, un'iniziativa Mobility Fund con alcuni poeti sudafricani e inglesi. Abbiamo sviluppato tutto un programma di sostegno di vicinanza che supera un po', che adegua
il metodo del sostegno a distanza, però collegato ai temi della povertà locale, dei quartieri e quant'altro. Produciamo, siamo editori di libri, insomma, e quindi cerchiamo di dare voce, di fare un amplificatore, diciamo così, anche alle tematiche collegate alla diaspora e ovviamente alle difficoltà e ingiustizie, cercando con le nostre risorse e con gli aiuti anche di altre associazioni di affrontare e quindi in qualche modo contribuire allo sviluppo del dibattito e a coinvolgere maggiormente i cittadini nel governo delle proprie realtà, insomma, cittadine. Tra le altre cose annuncio a settembre apriremo uno spazio di coworking per il no profit in via Cividale, uno spazio di 120 metri quadrati che siamo riusciti a farci dare gratuitamente da una banca, meno male, e sarà, come dire, disponibile questo spazio comunque per l'organizzazione di no profit. Ecco, questo per dire quello che più o meno noi facciamo. L'ultima cosa, ma comunque che riguarderà forse magari tutti gli studenti universitari, noi abbiamo fatto un accordo per la gestione dei tirocini con l'Università di Udine e abbiamo un nostro programma, un laboratorio di traduzione giornalistica con l'obiettivo di come dire, tradurre gli articoli più interessanti che appaiono nei media e nei siti web africani, tradurli per poi rimetterli in circolo attraverso le reti che noi abbiamo con molti siti web e con molte realtà della società civile italiana che si occupano di Africa, proprio perché c'è un deficit di informazione e quindi abbiamo pensato a questo laboratorio proprio per dare l'opportunità non solo a chi si occupa di lingue, ma anche a chi è appassionato d'Africa, di letteratura, di cultura, di società. Insomma, questo potrebbe essere uno spazio interessante per svolgere il proprio tirocinio formativo. Ecco, detto questo, quindi torniamo, chiudiamo, è attivo la videocamera, sì, bene. Se la professoressa ha parlato di straniero, io affronto un po' il tema del migrante. Il tema del migrante perché oggi con le piazze virtuali e il leone di tastiera, il migrante in realtà è diventato una categoria indistinta, no? In cui tutti questi personaggi, queste persone che usano la tastiera in questo modo, scaricano un po' tutti i problemi della società, li scaricano sui migranti, colpa dei migranti, colpa dello straniero, e lì non si risparmiano anche insulti e improperi. Quasi che i migranti siano un po' la causa di tutti i nostri guai, no? E quindi non vengono mai considerati come persone. Appunto, per fortuna qualcosa sta cambiando leggermente, almeno dei titoli della stampa, il fatto che comunque di tanto in tanto qualche giornale, qualche giornalista si ricorda che esiste la Carta di Roma e quindi cerca in qualche modo di fare ammenda e quindi di comportarsi dal punto di vista etico e professionale in maniera diversa, quindi restituendo al migrante la propria identità. È chiaro che il migrante, per sua definizione, è come dire quella persona che ha deciso di lasciare volontariamente o anche perché costretto da tutta una serie di situazioni interne del proprio paese, a lasciare il paese di origine e cercare lavoro o condizioni di vita migliori, insomma, no? Una vita migliore. Il problema è che questa situazione è normale, perché da che mondo è mondo gli uomini migrano. Ricordiamo che i primi migranti, almeno così ci dicono, partono dall'Africa e quindi colonizzano il mondo. E quindi significa che fa parte del nostro DNA quel di spostarci e di migrare. Il problema è che al migrante viene data una configurazione di tipo così negativo,
che viene poi opportunamente manipolata e sfruttata e piegata ai propri scopi e interessi di parte. E quindi il migrante diventa soggetto e oggetto per la lotta politica, perché si fa politica proprio sulla pelle dei migranti non come persone, ma migranti come massa indistinta. E questa, secondo me, è un po' la colpa più grave delle nostre società occidentali e soprattutto anche la colpa di noi italiani, che ci definiamo brava gente, ma che brava gente non siamo, perché anche noi abbiamo delle colpe da espiare e facciamo finta che tutto sia normale. Quindi per questo ci sarebbe un po' la necessità, parafrasando un po' il libro e il documentario Il corpo delle donne, sarebbe anche qui necessario di una grande verità per produrre il cambiamento di rotta rispetto ai migranti, che devono essere considerati persone, trattati come persone, che sono portatrici non solo di fardelli, no, economici, sociali, di dispiacere e quant'altro, ma sono anche portatori di risorse, quindi umane, culturali, professionali, che servono come dire, a migliorare anche la vita del paese in cui poi vanno a vivere, no? Se ci ricordiamoci che gli Stati Uniti sono stati costruiti, così come li conosciamo noi, da 100 milioni di migranti. Quindi gli Stati Uniti sono una costruzione, chiamiamola tra virgolette, artificiale dei migranti, perché poi gli stessi migranti in questo caso hanno avuto la meglio sui popoli autoctoni, sui popoli indigeni degli Stati Uniti. Quindi i migranti sono proprio persone come noi, e quando vediamo i loro corpi torturati, martoriati e naufraghi nel nostro mar Mediterraneo, anche questi sono corpi sottomessi e subalterni, no? Anche nella morte. E questo è anche qui un grave problema, una grave mancanza proprio non solo di sensibilità, ma di riconoscimento di giustizia. E quindi, se avete letto il libro di Monica Massari, Il corpo degli altri, insomma è un libro molto importante, molto toccante, però per dire che ci dice che nemmeno in quelle situazioni i migranti trovano una loro collocazione, nemmeno in quella situazione ai migranti viene restituita, come diceva la professoressa, l'identità della persona. E lo vediamo anche adesso negli ultimi naufragi, nessuno si preoccupa del corpo di questi migranti. Allora, diciamo che le piazze digitali un po' hanno contribuito a costruire questa narrativa, no? Una narrativa che ha alimentato poi, come il cane che si morde la coda, ha alimentato poi una percezione, no? Per cui da qualche anno in qua noi viviamo sulla base della percezione, non sulla base della realtà. Cioè ci costruiamo artificialmente una visione del mondo, una visione della realtà che ci sta prossima, no? E in modo completamente artificiale, scollegato dalla realtà. E quindi, come dire, anche la politica si muove sulla base della percezione, quindi è incapace di confrontarsi con i veri dati che abbiamo oggi in Italia, no? Dalla più banale, dalla percezione della temperatura percepita, al fatto comunque che i migranti, no? Come è emerso in una ricerca, ci sono più ricerche che si fa sul tema della percezione, no? Emerge che l'Italia, diciamo così, nel 2017 in Italia i migranti erano circa il 7% della popolazione, no?
ma gli italiani percepivano la presenza dei migranti al 35%. Allora voi capite che se io devo governare l'Italia sulla base della percezione, devo assumere provvedimenti perché penso che il 35% della popolazione dei migranti sia in Italia, no? E quindi questo evidentemente stravolge e non riesce a dare risposte adeguate al tema dell'immigrazione, perché l'altro vero problema è che con questa scusa non si riesce mai a sviluppare una politica migratoria degna di questo nome, quindi con una conseguente strategia di accoglienza che sia in qualche modo uniforme in tutto il territorio nazionale, perché c'è da dire molto anche su questo, che l'accoglienza, ognuno gestisce l'accoglienza per modo sua, non c'è un'unitarietà di interventi, qui ognuno gestisce l'accoglienza come meglio crede, e anche questo è uno dei problemi evidentemente della mancanza della politica. Ecco, quindi per dire che in realtà, come spiegato bene la dottoressa, ma poi anche Arianna porterà un caso concreto, insomma, ci sono delle responsabilità dei media, sicuramente, perché i media non assolvono il loro compito, non informano in maniera corretta, no? E in maniera completa, la prima questione. La seconda, la diffusione di internet ha, come dire, abbassato drasticamente la qualità del dibattito e la qualità anche dell'analisi della situazione, quindi confrontarsi con la realtà. Qui ognuno dice la sua, e la cosa più grave è che la politica utilizza queste piazze digitali per non svolgere il loro ruolo, o meglio, per svolgerlo in funzione degli obiettivi a breve periodo, che sono in genere collegati ad avere qualche voto o qualche percentuale in più nei sondaggi. Quindi questo va assolutamente, questa è una delle cose più deleterie del nostro paese. Quanti minuti ancora? 2 o 3 minuti. Quindi, per dire che la costruzione degli stereotipi, no, dei preconcetti, dei luoghi comuni e dei cliché è quella di associare il migrante solo a certe categorie, per esempio, no? Perché i migranti sono sempre i poveracci, sono sempre quelli che arrivano dai barconi o dai furgoni dei passeur che scaricano i nostri migranti qui a Tarvisio piuttosto che lungo le strade del Friuli, no? Oppure i migranti sono i poveracci che sono bloccati in Bosnia da 2 o 3 anni, no? Con questo gioco, questo game che, come dire, non riescono a liberarsi, soprattutto noi, società civile, la politica non riesce a liberare queste persone che sono ancora ingabbiate, e non riusciamo a trovare delle soluzioni dignitose, alternative per consentire a queste persone di come dire, proseguire il loro cammino migrante alla ricerca di nuove condizioni di vita, di opportunità diverse. Li sono state in qualche modo, non sono state mantenute nei loro paesi di origine. Quindi da questo punto di vista il fatto di considerare i migranti solo la gente povera e non considerare il fatto che i migranti sono anche manager, dirigenti, professionisti dello sport, ricercatori e quant'altro, quindi si fa un'ulteriore distinzione di classe, no? E quindi, come dire, già essere migranti è faticoso e problematico, soprattutto nelle nostre società occidentali. Se questa fatica viene poi anche divisa, suddivisa in classe, questo complica ulteriormente la vita loro e complica ulteriormente la possibilità nostra di trovare delle soluzioni adeguate. Sicuramente la cosa da fare è quella di ricostruire una narrativa, no? Lo diceva prima anche la professoressa.
E su questo ci sono, si sta parlando molto anche a livello di associazioni della società civile, di ONG, eccetera, no? Se voi avete tempo, questa è una cosa che noi abbiamo in mente, stiamo pensando di organizzare appena il lockdown si allenterà, è quella di sviluppare un percorso, ma lo si potrebbe fare anche con gli studenti dell'università, su come costruire nuove narrative migranti. E su questo c'è anche un portale che, come dire, in qualche modo dà il là su come affrontare queste tematiche, narrativechange.org, e quindi questo è anche uno strumento utile che da utilizzare e soprattutto serve coinvolgere i giovani, gli studenti, perché poi sono spesso loro, sono i giovani, anche i leoni da tastiera, no? Che magari incentivano determinate, costruiscono determinate narrative che non favoriscono certamente l'inclusione. Quindi per dire che il viaggiare, lo spostarsi di queste persone è sempre comunque un fatto positivo, e noi dobbiamo ricordarci sempre che ci confrontiamo con le persone, non con una classe indistinta dei migranti e degli stranieri. Non significa nulla questo, se non riusciamo in qualche modo a entrare in sintonia, a entrare in un colloquio, in uno scambio con queste persone, perché noi sappiamo benissimo che lo spostarsi delle persone significa anche costruire opportunità di incontro, significa anche scambiare punti di vista, no? Significa anche creare ibridazioni culturali. D'altra parte questa è la cosa è naturale, no? Più ci si incontra e nascono nuove sintesi, no? Di cui non dobbiamo aver paura. Il problema è che la paura è costruita ad arte proprio perché soprattutto alcuni decisori politici, alcuni personaggi, come dire, si ostinano a usare linguaggi volgari e violenti che non aiutano a trovare soluzioni. Quindi direi che il tema del migrante come persona deve essere rimesso al centro, bisogna ricostruire una sorta di nuova narrativa, e in qualche modo per fare questo dovremmo pensare, visto che è il 700° anno di Dante, pensare che Dante è stato un migrante che da Firenze è stato cacciato, che vagò per l'Italia frammentata, che è stato perseguitato dal potere imperiale e religioso. Ecco, quindi non vorremmo che passassero 700 anni nel riconoscere il ruolo e i benefici che i migranti, le persone migranti possono portare nel loro viaggio in giro per il mondo. Io mi fermerei qui. Grazie mille, sì, non abbiate insomma paura anche di sforare, comunque proseguirei, insomma, tanto appunto le domande insomma stanno aspettando che concludiate insomma anche gli interventi, anche perché le domande che mi venivano in mente sinceramente volta per volta che le pensavo veramente riuscivate a darmi sempre la risposta, sia lei che anche la professoressa in precedenza, per cui veramente molto interessante. Adesso sentiamo insomma anche l'ultimo intervento. Buonasera a tutti, provo a condividere delle slide. Allora, io mi chiamo Marianna Urino e nel 2010 ho condotto una ricerca biennale sul tema degli Harraga algerini. Questa parola Harrag è una parola di dialetto del Nord Africa, comune sia a Tunisia, Algeria che Marocco, e significa letteralmente i bruciatori, dalla radice haraka. Bruciatori in che senso? Bruciatori in molteplici sensi, bruciatori di tappe, perché in virtù della difficoltà di reperire un visto in modo legale, questi ragazzi partivano alla volta della Spagna senza documenti, quindi bruciando le tappe. Bruciatori di documenti, perché bruciavano seriamente i loro documenti per non essere riconosciuti e dunque immediatamente rimpatriati, ma bruciatori anche della propria identità, volendo, perché si lasciano alle spalle famiglia, il proprio paese, quindi
il proprio, diciamo, nucleo d'origine per andare alla scoperta di qualcosa che non sempre è chiaramente positivo. Quindi il mio intervento in questo caso non parlerà né di stranieri né di migranti, ma il termine che si usava a quel tempo era in realtà quello di clandestini. Sapete che vi era anche questa parola che ultimamente, negli ultimi anni, è stata insomma sconsigliata. Etimologicamente significa clam, di nascosto dal latino, e die giorno, quindi di nascosto dal giorno, no? Qualcosa che è al buio, una sottorealtà quasi, qualcosa che diventa invisibile, quindi gli invisibili tra gli invisibili, direi, i migranti che illegalmente raggiungono il nostro territorio. E gli Haraga in particolare sono stati ancora più invisibili perché a parte una mia monografia, un articolo accademico, qualche intervista su Rai 3, null'altro è stato detto. Veramente forse negli ultimi anni, nel 2017 quando il fenomeno è risalito nelle cifre degli arrivi, la televisione, parlo chiaramente dei canali nazionali, ha dato notizia di qualche arrivo, ma mai ci sono stati degli approfondimenti e soprattutto non solo a livello nazionale, che ha anche altri fronti, no? Più interessanti forse dal punto di vista numerico, più critici, diciamo, di cui tener conto, insomma, ma neanche nella stampa sarda. E durante questi 2 anni di ricerca ho per l'appunto trattato il ruolo che la stampa ha avuto nella creazione diciamo, nella influenza dell'opinione pubblica del Sud Sardegna. Parliamo in realtà non di tutta la Sardegna, ma parliamo della Sardegna più vicina all'Algeria. Sono 185 chilometri. Pensate che in 10 ore di viaggio i ragazzi, tutti giovani, quasi tutti uomini, quasi tutti algerini e quasi tutti sullo stesso barchino conoscenti, quindi il numero magari di 10-14 persone, su barche di vetroresina partivano in piena notte dall'est algerino, siamo a 30 km dal confine con la Tunisia, e si avventuravano verso le coste della Sardegna. E è sempre stata lì la Sardegna, ma non se ne erano mai accorti prima del 2005. Io arrivai la prima volta in Algeria nel 2005, avendo origini sarde, e quindi insomma parlando con le persone pensavano tutti alla Sicilia, ma quasi non sapevano dell'esistenza della Sardegna. Quindi com'è che si è creata questa nuova rotta migratoria? Era il periodo in cui la Spagna sparava sui migranti e quindi la pericolosità dell'attraversamento della parte più occidentale del Mediterraneo ha creato uno spostamento della rotta, e perciò i ragazzi che partivano da Mostaganem, da Orano, città situate nell'ovest algerino, hanno cambiato il punto di partenza, partendo dalla città di Annaba. Vi faccio vedere 2 dati per contestualizzare un attimo il fenomeno. Come vedete siamo partiti nel 2005 con l'arrivo di un barchino, addirittura nella città di Cagliari erano soltanto 8 gli arrivati. I numeri sono diventati alti e inattesi per la Sardegna nel 2007 e nel 2008, per avere poi un calo in corrispondenza del 2009, che è l'anno in cui fu varato il pacchetto sicurezza da Maroni. Quale fu la differenza per questi ragazzi, per questi migranti? La differenza fu questa, che prima del 2009 agli arrivati sul territorio sardo, dunque italiano, veniva dato un foglio di via, entro 5 giorni avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale. Con l'introduzione del reato di clandestinità, invece, chiaramente venivano arrestati, furono creati i centri, un centro in particolare ad Elmas, nel vecchio aeroporto, di diciamo, permanenza temporanea, di identificazione dei migranti, volti poi al rimpatrio degli stessi. Quindi questo fu. E per gli algerini fu una doppia criminalizzazione, perché oltre a risultare clandestini, quindi rei di entrare sul territorio senza valevoli documenti, anche nel loro paese una legge che è tuttora in piedi punisce l'emigrazione clandestina, e dunque doppiamente criminalizzati, tanto che anche nel loro paese tutti questi giovani che tendono a lasciare
per via legale il paese, sono considerati la feccia della società e per tanto tempo, almeno per 2 o 3 anni, c'è stata proprio la negazione di questo fenomeno da parte delle istituzioni locali algerine. Vedete che nel 2014 sono pian piano ripresi gli sbarchi sulle coste per arrivare a un numero cospicuo proprio nel 2017, tanto che la nazionalità algerina fu la maggiormente presente tra i migranti, superando, mi sembra, gli igoriani in quell'anno di arrivi di ragazzi, insomma, con modalità barchini, barconi, come la televisione mostra spesso. E da gennaio di quest'anno sono oltre 200 gli arrivi e chiaramente la bella stagione fa pensare che presto vi saranno nuovi migranti ad aggiungersi a queste tristi stime. Non parlo poi dei morti, sapete che la parte occidentale del Mediterraneo è quella più mortifera e anche tantissimi algerini hanno perso la vita durante questa traversata, il mare non perdona. Per contestualizzare, immaginatevi che l'Algeria, nel momento in cui nel 2011 Gheddafi fu ucciso e quindi primavera araba in Tunisia e partenze ed emergenza Nord Africa, anche l'Algeria è divenuta terra di transito e di emigrazione a sua volta, quindi una rotta questa ignorata, ma che sarebbe potuta divenire un nuovo sbocco sul Mediterraneo. L'Algeria non fa sconti a nessuno, caccia indietro i migranti che entrano nel proprio territorio, qua è tutto deserto, al 90%, e li rimanda in mezzo al deserto a morire di stenti. E qui vedete alcune delle rotte, l'Algeria ha 1200 km di costa, quindi vedete che la parte est è proprio prosticente alla Sardegna. Un'ultima rotta per farvi capire quanto poi il mondo mediterraneo delle rotte, delle migrazioni sia realmente interconnesso, anche se noi ci concentriamo solo sugli arrivi a Lampedusa, sulle partenze dalla Libia o dalla vicina Tunisia. Ma pensate che nel momento in cui il pacchetto sicurezza aveva intimorito i migranti, che sono molto informati sulla legislazione, spesso anche più di noi italiani, gli algerini partivano per l'Egitto e si recavano poi in Grecia. Quindi pensate al giro che le migrazioni riescono a fare. Vi faccio vedere alcune foto che un giornalista sardo, Marco Mostallino, ha pubblicato in un reportage che fece nel 2008. Fu l'unico giornalista sardo a fare un reportage e a pubblicare questo reportage su un quotidiano sardo. I quotidiani principali, che si chiamano La Nuova Sardegna e l'Unione Sarda, su 220 articoli che ho archiviato, non hanno mai approfondito il perché queste persone raggiungessero la Sardegna, che cosa li spingesse a partire, quali fossero le problematiche dell'Algeria. Un solo articolo. Quindi veramente il principio, no, del giornalismo, le 5W, che cosa è successo, chi ha fatto questo, perché lo ha fatto, dove è successo, sono state completamente ignorate. I problemi dell'Algeria sono tantissimi e chi avrà voglia potrà consultare anche, insomma, testate italiane che raccontano del 112° venerdì, domani credo sia il 113° venerdì di proteste di piazza che vanno avanti da più di 2 anni. L'anno del Covid chiaramente si sono fermate, solo il Covid l'ha potuta arrestare. Quindi dopo 20 anni, diciamo, semi-dittatoriali sotto Bouteflika, il nuovo Presidente della Repubblica, Generale Tebboune, si è impossessato del potere e nulla è cambiato nel paese. È un paese in cui la staticità, la monocultura, no, degli idrocarburi non crea opportunità per le persone. E dagli anni 70 poi politiche di assistenzialismo hanno messo in crisi, no, proprio la capacità critica della popolazione, il poter aspirare a qualcosa di più, non aspettare che qualcuno ti dia. E questa del pescatore cinese era stato, durante un'intervista in Algeria, insomma, una storiella che mi era rimasta impressa. Mi avevano raccontato che quel che non andava in Algeria era proprio questo, che mentre un pescatore cinese, si racconta, avesse incontrato una persona con, diciamo, di umili origini e povera, e lì per lì, insomma,
fece il gesto di donargli un pesce. Questa persona gli disse: no, io non voglio la carità, io non voglio il pesce, io voglio imparare a pescare. Quindi è completamente ribaltata quella che è stata, no, l'abitudine all'assistenzialismo degli algerini. Tuttavia, una popolazione di oltre 35 milioni di abitanti, al 75% giovane, e quindi anche una certa difficoltà per lo Stato di provvedere a delle politiche inclusive a livello professionale, lavorativo, e tutti i giovani sono così votati, quelli che non hanno la fortuna di avere insomma famiglie benestanti, a che cosa? Al dolce far niente, poco dolce in realtà, e a reggere i muri. C'è una parola in arabo che è hittist, height in arabo è la parete, e questa parola negli anni '80 indicava proprio i ragazzi che stavano sfaccendati, appoggiati ai muri, e sembrava che reggessero i palazzi, ed è, diciamo, rimasta come immagine degli algerini. La zona dell'est, poi, da dove partono, è, diciamo, per noi rievoca la storia, perché Annaba è l'antica Lippona, quindi la patria di Sant'Agostino, ma sono delle zone in realtà in cui non vengono valorizzati i resti archeologici, e in più le vecchie industrie siderurgiche degli anni '80 sono tutte chiuse, e quindi disoccupazione e povertà relativa. Ecco, non è una povertà assoluta come in altri posti magari afflitti da carestie, ma il fatto che gli algerini, sin dall'epoca della colonizzazione francese, fossero adusi ad attraversare il mare e quindi a migrare, ha fatto sì che adesso le persone guardino che cosa? I rientri d'estate dei loro vicini di casa, e facciano quindi un paragone. E questa povertà, questa deprivazione relativa li porta a sognare a loro volta la partenza. Quindi questo è un po', diciamo, la contestualizzazione del problema. Questi ragazzi che arrivano, quindi, come dire, hanno posto a una Sardegna abitata da solo 1,5 milioni di persone, e nel sud-ovest della Sardegna, tra l'altro qualche anno fa una statistica aveva detto che era la zona più depressa d'Europa, è una zona di vecchie miniere abbandonate, quindi potete immaginare il tasso di disoccupazione. Vivono di quel poco di turismo che le bellissime spiagge locali offrono loro, e l'arrivo di questi stranieri, di questi migranti algerini, destabilizzò un po' la cosa. I giornali che cosa titolavano nel 2009, nel 2005 in questo caso? Partiti dall'Algeria sono stati soccorsi a 85 miglia, intensificati i controlli sulla costa. 8 clandestini, questo è il titolo, salvati da una nave. Tentavano di raggiungere l'isola con una barca di 7 metri. Andiamo avanti, nell'articolo viene detto: gli 8 nordafricani, tutti giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni, avevano tentato la lunga traversata per raggiungere l'Italia, forse proprio la Sardegna, e lasciarsi alle spalle il loro paese. Hanno anche raccontato di essere tutti amici, insomma di voler raggiungere l'Italia per cambiare vita. Vedete che nordafricani sarà una parola che in questi 220 articoli di cui mi sono occupata soppianterà presto proprio la nazionalità algerina. Quindi una vaghezza che, secondo la Carta di Roma, dovrebbe essere ampiamente evitata, proprio per dar conto, no, delle storie individuali, per dare un'informazione il più precisa possibile. Quindi quando si impiegano termini come magrebino, nordafricano, non stiamo dicendo proprio niente, e soprattutto in questi casi. E chiaramente io questo archivio l'ho fatto proprio per capire quale messaggio, no, i giornali andassero a veicolare, e quello che è emerso è che il tema è stato trattato e continua ad essere trattato con somma superficialità. Non c'è stata una restituzione diciamo aderente alla realtà del problema. Il problema è stato totalmente ignorato, e ancora peggio negli ultimi anni, con il fatto che questi ragazzi vengono individuati, trasportati nei centri insomma, di accoglienza e poi rimpatriati. Da poco a Macomer, nel centro dell'isola, hanno aperto un centro per il rimpatrio, e le persone sono ancora meno interessate a quello che accade e alla loro storia e al perché migrano, perché lo sentono già come un problema di passaggio. Cioè non devi occupartene tu, non insistono sul tuo territorio, e dunque, no, diciamo che non c'è alcun tipo di interesse.
ad approfondire. Questi sono alcuni dei titoli. Vedete dal 2006 in poi: piccolo plotone di immigrati, scattata la caccia al clandestino, allarme clandestini, hanno seguito docilmente i militari fino alla caserma, e qui vi invito veramente a sottolineare questo docilmente. All'alba la caccia al clandestino ripartirà alla grande, sentite il linguaggio, arrembaggio disperato dall'Algeria, clandestini per poche ore, ancora uno sbarco di clandestini nelle coste sud-occidentali dell'isola. Sant'Anaresi, che è uno dei comuni sulla costa, si conferma una delle mete preferite dai disperati del Nord Africa per mettere piede sull'isola. Vi faccio un esempio: tutto questo allarmismo sui giornali, che poi in realtà non ha influenzato tantissimo i sulcitani, fortunatamente, si sono resi conto, no, della drammatizzazione, come diceva poc'anzi la professoressa Pocecco, del fenomeno, ma a un certo punto c'erano dei veri e propri avvistamenti che venivano denunciati, e uno dei titoli ritrovati fu questo: Domus de Maria, un altro dei comuni interessati, una gita in mare a Cala Cipolla fa scattare le operazioni antisbarco. Clandestini? Ma che? Ospiti del forte. Sapete che lì vicino c'è Chia, una località turistica molto famosa, e il Fort Village ospita chiaramente turisti tutto l'anno, e questi turisti in barchino erano stati avvistati e denunciati. Poi si era scoperto che non erano migranti. Quindi questo fu un po' il clima in quei primi anni. Adesso ho notato che negli articoli si parla di migranti e si parla di migranti algerini, ma anche nel 2011, nel momento dell'emergenza cosiddetta Nord Africa, non è che gli algerini non partivano più. Gli algerini partivano dalla Tunisia e, arrivati a Lampedusa, davano una nazionalità non conforme alla propria, perché sapevano della facilità con cui in quel periodo si agevolava l'ottenimento del permesso di soggiorno ai tunisini che scappavano dal caos post Ben Ali. Quindi pensate a quante cose, no, occorre considerare quando parliamo di flussi migratori e di partenze di queste persone. In questo caso, vedete, questo è l'articolo di cui vi parlavo dei turisti. Agli ospiti del convegno non è rimasto altro da fare che concludere il breve viaggio, da turisti non certo, da clandestini. Insomma, il timore di nuovi sbarchi e la preoccupazione di un esodo sempre più massiccio di migranti hanno fatto sì che anche tra tre natanti con una decina di congressisti a bordo, insomma, fossero scambiati per l'ennesimo viaggio della speranza. E qui ho messo in eretto parole che prima sono state ampiamente messe in luce dalla professoressa. Perciò, cosa vi voglio dire di questa esperienza? Che fortunatamente, ripeto, i sulcitani non si sono fatti strumentalizzare. Nelle interviste che ho fatto sono emerse, insomma, le esagerazioni dei giornali, quindi montature giornalistiche per attirare l'attenzione, l'alimentazione di razzismo e paure. E qualcuno però, in modo più intelligente, ha anche detto: tutta questa confusione non ha fatto altro che far sottovalutare in realtà il problema e non cercare soluzioni anche di una possibile integrazione, perché vi parlo anche dei minori. I minori non sono mai stati attenzionati dai media, eppure io ho visitato, insomma, il centro che li ospitava e sono stati numerosissimi minori stranieri non accompagnati, e in quel caso sarebbe stato bello invece sottolineare come, sapete, i minori sono inespellibili per legislazione e molti hanno fatto dei percorsi interessanti, vivono ancora in Sardegna, hanno ottenuto magari dei diplomi professionali. Quindi è un peccato davvero che l'attenzione non sia mai sulle cose positive o sulle criticità, ma perché è giusto osservare le criticità per ristrutturare, per costruire una politica dell'accoglienza. E in questo caso, come considerazioni finali, chiaramente si va a deresponsabilizzare con una cattiva informazione i cittadini, e soprattutto si impedisce, no, una effettiva, efficace progettazione sociale. Vi lascio con una frase di Henry De Luca che dice, e che ve la dice lunga sulla, diciamo, sul reiterato tentativo di questi ragazzi di arrivare in Italia, perché seppur respinti c'è chi ha provato anche 3 volte a tornare. Voi siete il collo del pianeta, la testa pettinata, il naso delicato, siete cime di sabbia dell'umanità.
noi siamo i piedi in marcia per raggiungervi. Grazie. Vi ringrazio veramente, la ringrazio veramente per quest'ultimo intervento, per cui veramente un quadro a 360 gradi di quello di quella che è la figura dei migranti, e anche un quadro molto interessante, uno spaccato molto interessante su quella che è la nostra società, e non soltanto riguarda questa tematica ma su molte altre, perché spesso anche in questa commissione ci ritroviamo a discutere di crisi climatica, di condizioni sanitarie, varie cose, e spesso il problema della falsa informazione, dell'informazione pilotata sono tematiche veramente molto interessanti, e credo abbiate veramente fatto un lavoro veramente importantissimo per cercare di dare della buona informazione. E ci sono alcune domande, e mi permetto insomma di non andare in ordine perché proprio su questa cosa della cattiva informazione, del fare buona informazione, c'è una domanda che secondo me da parte di Claudia Antonell che è perfetta, insomma, e chiederei una precisazione magari in particolare a Umberto Marin e a Arianna Obinu, perché anche Claudia chiede: secondo voi quali sono i migliori canali a cui uno studente o una studentessa può rivolgersi per informarsi? Sì, insomma, mi viene da dire ad esempio anche riguardo alla biblioteca di cui ci parlavate precedentemente, insomma, se avete qualche informazione anche, insomma, anche brevemente, ma comunque se avete qualche informazione da poterci dare, e riguarda quelli che sono i canali più interessanti dove potersi informare, le testate giornalistiche anche magari in pratica, o semplicemente i canali, ecco. Ma per quanto riguarda i canali, bisognerebbe fare una lista che in questo momento io non ho, anche se lo stiamo preparando proprio in funzione al tirocinio che abbiamo proposto agli studenti. Qui nella nostra biblioteca, a dire la verità, abbiamo una sezione dedicata alle migrazioni, no? E quindi troviamo parecchio materiale che ci aiuta a ragionare, e poi ci sono anche nella sezione, diciamo così, cooperazione e sviluppo, altre informazioni utili. Il vero problema, dal mio punto di vista, che i siti magari che consultiamo, ovviamente i migliori sono quelli che sono in prima persona, che si occupano, diciamo così, dell'accoglienza da una parte, ma soprattutto anche del salvataggio in mare, quindi penso a SOS Mediterranee, penso a Sea-Watch e quant'altro. Lì raccontano ovviamente le storie, i problemi e quant'altro. Per quanto riguarda la stampa, i media, ci sono ovviamente testate giornalistiche che affrontano questi temi in modo diverso, più corretto anche dal punto di vista dell'informazione, però io credo che sostanzialmente ancora anche i pochi media che cercano di fare un buon lavoro non riescono a spostare la tendenza in atto, e quindi questo è un problema. La cosa migliore è che le scuole, attraverso il dibattito, l'incontro, la partecipazione alle reti, come per esempio la rete diritti, accoglienza e solidarietà internazionale, che si è costituita da 3-4 anni qui in regione, è un momento utile di confronto. Però lascerei a Arianna, magari, che su questo ha fatto degli studi più diretti. Io penso una cosa, che occupandomi anche di lingue straniere, che si debba diventare degli utenti autonomi, no? Come quando si supera il livello soglia e si diventa un livello B1 di una lingua. E allora a uno studente universitario chiaramente non si può chiedere di rifare un percorso, no? di un bimbo, diciamo, in giovane età. E siete persone già strutturate in parte. Quello che io vi posso consigliare è leggere più testate. È chiaro che esistono testate anche come Melting Pot, che danno una realtà giuridica. Partite dalle leggi, dalle definizioni, perché ci sono 1000 termini, ma mi ero segnata prima che volevo fare un libro in realtà
sui termini che potete trovare: migrante, migrante climatico, migrante forzato, immigrato, emigrante, migrante, richiedente asilo, rifugiato, extracomunitario, clandestino anche se non è più invalso, migrante irregolare. Allora, se si parte dalle definizioni si rispetta la materia, e la materia è la sociologia delle migrazioni, che ha la sua dignità, anche se è, come dire, un mix di discipline: geografia, storia, sociologia pura, tutto concorre a dare dignità a questa materia. Allora vi dico, cercate, se volete realmente comprendere i fatti, non si può nella vita normale star dietro a tutte le notizie, ma come si fa per le notizie della politica italiana? Per il vaccino come ve la siete cavata? Io leggo almeno 3 testate, anche quelle che potenzialmente non mi piacciono, e faccio una media, ragazzi, cerco di barcamenarmi in questo mare magnum di informazioni. Vi dico solo questo: se conoscete le lingue straniere avete delle chiavi, delle forze in più, degli strumenti, perché nel momento in cui non arrivavano più gli algerini in Sardegna e tutti erano sollevati da questa notizia, ebbene, ma sui giornali algerini ogni giorno c'era notizia di persone fermate in mezzo al mare, persone morte, persone disperse. Quindi vedete che le realtà, cioè la realtà che noi vediamo, non è mai assolutamente quella che ci viene raccontata. E poi abbiate pazienza, se una cosa vi interessa, io ho un blog, per esempio, mi occupo di migrazioni per 10 anni, ho lavorato in questo settore, e i miei articoli sono tutti lunghi, quindi magari è chiaro che io abbia meno like o meno utenti, no, che mi leggono, perché è il mondo della fretta. Quindi il mio consiglio è: non andate di fretta, e vedrete che con un po' di intuito e di sforzo otterrete quel che vi serve, che vi si confà. Grazie mille. Allora passiamo subito a un'altra domanda, invece per la professoressa Pocecco, che è stata posta da Jacopo Simonella, che in particolare chiede, prima ha parlato dell'importanza dei termini per la comunicazione. Guardando al futuro, il numero dei migranti, in particolare dei migranti climatici, è destinato ad aumentare esponenzialmente? Qual è allora il termine corretto da usare adesso per definire il processo migratorio ora in atto? Allora, io giustamente non mi occupo di sociologia delle migrazioni, però andando così un po' ad intuito, direi migranti climatici sì, sono ovviamente destinati ad aumentare, ma gioco forza. Quali sono i termini? Mi ricollego a quello che ha detto la mia collega, cioè partiamo dai dati giuridici e, come dire, non cadiamo delle trappole della superficialità e della generalità, perché io sono anche un po' così critica a queste distinzioni. Il migrante climatico è un migrante di serie A e il migrante climatico è un migrante di serie B. A me poco interessa, a me interessa l'uomo, l'individuo, la donna, il bambino, che è quel migrante, che è quella persona. Quindi, come dire, non mi soffermerei, certo, osteggerei, ma ormai speriamo, come si diceva, termini extracomunitario, che un termine più stupido non può esistere, perché ormai è un termine semplicemente stereotipico e pregiudiziale, perché se uno parla di extracomunitario tutti pensano a un nordafricano, giusto? Errore madornale, perché un canadese o uno statunitense è comunque un extracomunitario. Allora, direi attenzione a termini che hanno questa valenza, questo giudizio di valore implicito, che passano sotto traccia: clandestino, irregolare, extracomunitario, illegale, eccetera. Ma attenzione anche a non assimilare troppo queste categorie: migrante climatico, economico, politico, eccetera. Sono persone. No, e su questo volevo aggiungere appunto questa parcellizzazione del termine, quindi quello di dividere per categorie e sottocategorie, è un'operazione che serve a mandare fumo negli occhi, a complicare le cose e a non trovare le soluzioni.
perché poi il problema è proprio questo, no? Più parcellizziamo, più è difficile e poi trovare una ricomposizione per tutti. Quindi i migranti sono migranti, punto. Lo fanno perché per tutta una serie di ragioni personali, individuali, di famiglie, o spinti dalla condizione del paese in cui vivono a ricercare nuove opportunità. E quindi e come migranti, come persone, vanno accolte e gestite in un certo modo, ovviamente. Sì, no, infatti io ho sempre avuto l'impressione, ad esempio, i migranti dovuti ad eventi bellici mi paiono nelle narrazioni mediali avere uno status migliore rispetto agli altri. Ora, io non nego le sofferenze, il portato di violenza che hanno subito queste persone, ma perché un migrante economico deve essere, come dire, considerato a livello più basso di questa gerarchizzazione, no? È come se avessimo atteggiamenti differenti a seconda della natura della migrazione, ma in realtà noi non sappiamo comunque nulla delle vere ragioni di queste persone. Ma infatti, un'ultima cosa aggiungerei, Tommaso, che ci sono di fatto queste differenziazioni e anche poi le normative in atto, come dire, le rendono ancora più reali. E pensate ai siriani, no? Chiaramente che hanno avuto un corridoio preferenziale per via della guerra, e pensate ai tanti ragazzi dell'Africa occidentale che vengono da territori magari in via di desertificazione o che comunque sono scappati da situazioni di lotte fra tribù, ma non così conclamate e così note, no, a livello internazionale, che a quel punto, partendo come migranti tra virgolette economici, hanno attraversato il mare e si sono ritrovati di fronte alla scelta di fare una domanda di asilo politico. Quindi anche il migrante in un certo momento, 2012-2013, ha capito che pur essendo partito per una somma di tanti motivi che si intersecano, l'unica strada per restare in Italia era quella. Quindi come vedete è molto complesso il ragionamento. Ok, grazie mille ancora per le risposte, perché veramente è sempre esauriente, è sempre veramente interessante, ci sarebbero altre 1000 domande. In ordine vado adesso un po' in ordine cronologico per fare un po' di ordine. Una domanda da parte di Asia Calligaro, direi forse più incentrata su quello di cui ci hanno parlato Umberto Marini e la docente Obinu. Sento spesso dire che l'Europa non fa abbastanza per aiutare l'Italia con i flussi migratori. Secondo voi è vero? Anche le ONG sono vittima della distorsione da parte dei mass media? Poi vai tu, vado io. Beh, di primo acchito dico che l'Europa è stata latitante, soprattutto nel periodo dell'emergenza Nord Africa, perché c'è un principio che è quello del burden sharing, quindi di una condivisione dei problemi relativi ai confini. E voi sapete che l'Italia, la Grecia e la Spagna si ritrovano ad essere i confini dell'Unione Europea nella sponda nord del Mediterraneo. È chiaro che in quel momento in Italia c'era il governo Berlusconi e l'Italia sia stata un po' abbandonata a se stessa. E le cose, chiaramente le negoziazioni su questi problemi sono sempre in corso, e conoscete le voci politiche che si oppongono o che maggiormente invece spingono ad avere una visione ottimistica, no, dell'Unione Europea, ma di fatto in alcuni momenti è mancata la collaborazione. E, per quel che riguarda il discorso sull'ONG, secondo me sì, subiscono anch'esse le distorsioni di un'informazione data male. E purtroppo io lo dico in tutti e due i casi, ma perché da persona che ha studiato con certi docenti queste materie, quindi io mi sono ritrovata poi ad operare sia nel pubblico che nel privato, e quindi a mantenere una certa distanza dalle cose, perché pur avendo chiaramente in cuor mio un pensiero, no? un istinto
che mi porta da una parte, però anche lì sì, c'è stata una visione distorta, e quando c'è di mezzo la politica non può essere che così, perché quei ragazzi, quei corpi, quelle persone, quelle donne, quei bambini sono strumentalizzati da una parte e dall'altra. Fatevi un archivio di giornali per 2 settimane e avrete già una piccola utile statistica in tal senso. No, e aggiungerei questo, che le ONG, ovviamente, organizzazioni non governative, per se stesse servono proprio a muoversi in terreni in cui la politica ufficiale dei governi non può entrare, oppure non ha molto interesse ad entrare, quindi alle ONG vengono demandati e sono stati demandati compiti no? Anche arditi spesso, perché comunque il governo, per varie ragioni, i governi non potevano come dire, intervenire o essere di prima persona. Sulla questione ONG, soprattutto adesso nel Mediterraneo, nei confronti dei migranti, è uscito il numero internazionale, credo della settimana scorsa, molto chiaro, che dà una visione molto puntuale su come le ONG sono state trattate e quali sono i problemi. Sicuramente in questi ultimi 3 anni, dal governo leghista, Ghirolino leghista, sicuramente le ONG sono state messe sulla graticola, no? E questo è il frutto di un confronto e di una visione diversa del mondo o delle migrazioni. Da una parte salviamo vite, dall'altra invece si chiudono i porti, no? Per cui le vite non valgono, mentre tutte le vite valgono, tutte le vite sono uguali. Quindi questo è un problema anche di contrapposizione e di visione politiche. E sicuramente l'Europa ha le sue responsabilità, non solo per via dell'accoglienza, no, delle quote che comunque tutti avrebbero dovuto accettare, ma c'è tutto il problema di Dublino, dell'accordo di Dublino. E quello è, se non si riesce a scardinare, modificare quell'accordo, sarà molto complicato. Ora, la pandemia sicuramente non aiuta a riaprire questo confronto, però io sono sicuro, proprio perché il recovery UN Generation o recovery plan, come volete chiamarlo, sicuramente si spera che i governi a questo punto dei paesi comincino a pensare a ridisegnare un'Unione Europea diversa, in cui ci sia meno unanimità, perché è ora di finirla, la Commissione propone e il Consiglio d'Europa dispone. Il Consiglio d'Europa, che poi è quello che è chiamato a decidere, è fatto dai governi. Se i governi devono decidere a maggioranza, non ne usciamo. Per cui sicuramente qualcosa dovrà accadere, però questo dipenderà molto anche dalle azioni della società civile. E quindi su questo poi c'è l'altra questione di Frontex, che evidentemente risponde a determinate logiche, per cui Frontex in qualche modo cerca di bloccare i processi, diciamo così, migratori, e dall'altra la grande stagione di Mare Nostrum di qualche anno fa purtroppo non si sta ripetendo, e quindi qualcuno che ha invocato la necessità, quindi del nuovo governo Draghi, di rimettere mano a questa esperienza, perché in questa fase credo che sia l'unica cosa da fare. Quindi da una parte Mare Nostrum, dall'altra anche rivedere un po' le politiche di accoglienza e non ultimo fare in modo che l'Europa batta un colpo in maniera decisa, ecco. Ci sono 2 ultime domande. Vediamo la prima, diciamo che è forse di carattere abbastanza, insomma, generale, possiamo avere una risposta da entrambi, insomma, chi se la sente, insomma, di rispondere. E Antonio Dalla Nori in particolare chiede: il fenomeno di etnicizzazione ha un'origine prettamente occidentale o è un fenomeno termine che è nato e noto, mi viene da dire, a livello mondiale? Rispondo io? Sì. Etnicizzazione nel senso
della stampa in generale o nel senso che io l'avevo utilizzato per quanto riguarda la copertura mediatica? Penso in senso generale. Diciamo che etnos, etnia, eccetera, è comunque un termine coniato nella tradizione occidentale del pensiero, però teniamo conto che inizialmente non ha una connotazione negativa. Anche qui bisogna fare, diciamo così, un distinguo, perché parte come termine scientifico e atto a spiegare l'appartenenza ad un determinato gruppo, la condivisione di determinati caratteri, eccetera, eccetera. Però nel corso del tempo nella cultura occidentale assume una connotazione negativa. Esempio classico, la guerra in ex Jugoslavia è stata definita una guerra etnica, ma alludendo a una guerra quasi tribale, brutale, ancestrale, non combattuta tradizionalmente, eccetera, eccetera. Oggi si dice sempre una persona di etnia rom, anche sulla stampa. Sentite mai dire una persona di etnia italiana? No. Quindi voglio dire, è occidentale ma non è inizialmente, è semplicemente un passepartout concettuale, ma inizialmente non ha una connotazione, è come extracomunitario, poi nell'immaginario assume una valenza, un giudizio di valore e si ancora proprio a quella semantica per cui oggi ci sembra quasi spregiativo. Io ho utilizzato etnicizzazione del crimine proprio per mostrare come al crimine veniva applicato il concetto di appartenenza etnonazionale, tutto qua. Volevo aggiungere una cosa su questa questione dell'etnia. Beh, noi friulani potremmo essere di etnia friulana, visto la nostra certo sociale e come ci collochiamo all'interno della regione, no? Ma al di là di questa battuta, certo, l'etnia, io credo che sia un dato antropologico, sociologico, tutto sommato, no? Nato, come diceva lei, in maniera neutra, no? Per indicare. Il problema è che la presenza europea nei processi di colonizzazione ha accentuato l'uso dell'etnia proprio per ridurre, diciamo così, al minimo i popoli e per, con questo termine, relegarli un po' ai margini della storia. Quindi sono un gruppo etnico, no? Tanto è vero che in Africa ancora oggi si parla molto di guerre etniche, qua la situazione invece è un po' più complessa, quindi ridurre tutto a guerre etniche mi sembra piuttosto improduttivo, diciamo così, che non aiuta a comprendere. E quindi anche qui il termine etnia andrebbe usato solo in determinate situazioni di ricerca, eccetera, non per descrivere popoli o condizioni, eccetera. Anche questo è un uso del linguaggio fatto ad arte, non per spiegare, per far comprendere, ma soprattutto per dipingere situazioni diverse dalle nostre, quindi in qualche modo considerare storie o organizzazioni inferiori dalle nostre. Vado oltre, io faccio un appunto. Se il ragazzo o la ragazza che ha fatto la domanda intendesse concentrarsi sull'aspetto dell'etnicizzazione nella criminalità o sull'etnicizzazione professionale di certi gruppi, no? Tipo i filippini sono tutti magari colf oppure babysitter, come nel caso dell'articolo citato dalla professoressa, oppure che ne so, il discorso relativo ad alcuni gruppi, che ne so, gli egiziani pizzaioli mi viene in mente, perché molti copti egiziani trasferiti a Milano fanno tutti quel lavoro, quindi nella ristorazione. E se questo tipo di pensiero esista anche altrove, mi sento di sposare assolutamente il sì, perché fa parte anche questo processo di etnicizzazione, di come dire, un processo legato agli stereotipi, legato ai pregiudizi, legato anche ai razzismi. Quindi vi posso garantire che
Vi faccio un esempio pratico. 2 ragazze marocchine vittime di tratta, una ragazza occupava già una stanza e quindi le persone insomma preposte all'accoglienza volevano metterla in stanza con la nuova arrivata, sua connazionale, credendo di farle qualcosa di gradito, no? Perché avendo la stessa lingua, insomma, avrebbero potuto confrontarsi. Una delle 2 veniva dal sud del Marocco, era molto scura di pelle, e la prima di Casablanca ha assolutamente detto no a questa convivenza forzata nella stanza, manifestando proprio un discorso di lei viene dal sud ed è fatta in questo modo, quelli del sud sono fatti così. Quindi quello che voglio dire è umano, nell'essere umano, scusate il gioco di parole, avere certe propensioni, no, al pregiudizio, al razzismo, e quindi chiaro, esiste anche dall'altra parte del mare questo tipo di ragionamento. Molti dei miei studenti dell'Africa occidentale avevano delle idee veramente in scatoletta precostituite, cioè i senegalesi pensavano dei nigeriani X, e invece quelli del Benin sono Y, perciò mettiamoci tutti al lavoro per frenare questi istinti, però esistono ovunque, sotto tutti i cieli. Vabbè, certo. Grazie mille, e adesso abbiamo un'ultima domanda da parte di Asra Licina per la professoressa Pocecco, e ovviamente poi sì, anche gli altri ospiti sono assolutamente liberi di poter dare una loro risposta, e in particolare Asra chiede: tendenzialmente gli stranieri, in particolare i musulmani, sono stereotipati come persone con la pelle scura, donne che indossano il velo e persone che non mangiano carne di maiale. Mi chiedo perché un musulmane con la pelle chiara, gli occhi azzurri e i capelli biondi, oltre ad essere considerato un cigno nero, non faccia lo stesso scalpore e venga anzi considerato affascinante ed esotico. Si tratta di white privilege? Beh, assolutamente sì, ma però dobbiamo pensare che è tutta una questione di stereotipi. Se noi nutriamo degli stereotipi, i musulmani hanno tutti i riccioli, capelli scuri, la pelle scura, gli occhi scuri, non mangiano maiale, quello fa parte del loro credo religioso. Il musulmano con gli occhi chiari non farà che confermare il nostro stereotipo, perché verrà inteso come un'eccezione alla regola. È difficilissimo che l'eccezione, nel caso il musulmano biondo con gli occhi azzurri, scalfisca la mappa mentale che l'individuo ha. Anzi, al contrario, la rafforza, perché se non c'è volontà di mettere in crisi il proprio stereotipo, quella lì è semplicemente un'eccezione, un caso straordinario rispetto alla realtà. Il problema è sempre avere un'autocoscienza circa gli stereotipi che inevitabilmente tutti noi abbiamo. E non dimentichiamo che poi gli stereotipi, fra virgolette, sono molto confortanti, perché primo non chiedono la fatica di un pensiero autonomo, di una riflessione, e secondo semplicemente confermano la nostra visione del mondo ogni volta, e questo, insisto, è molto confortante, rassicurante, molto comodo. Esiste un piccolo manuale che dovremmo avere qui in biblioteca, perché stavamo facendo un corso per educatori di strada, per animatori di strada qui nel Borgo Stazione, che è composto da circa 3.000 persone che vivono qui in questo quadrilatero di vie, e circa il 34% di origine straniera, e ci sono una quindicina di nazionalità. Allora il problema è che se tu giri per il borgo devi saper capire, conoscere l'afgano, il pakistano, l'africano, l'argentino, il cileno, l'indiano e quant'altro, e ognuno di loro portatore di cultura, di modi di fare, di stereotipi, evidentemente, ed è necessario cercare di capire come entrare in relazione senza toccare cose suscettibili, no? Per cui potrebbero come dire, compromettere la comunicazione.
Bene, questo piccolo manualetto è molto interessante proprio perché ti dà una sorta di ABC a quali sono le cose che devi stare attento quando entri in relazione con l'altro. Ecco, per fare questo però è necessario A, viaggiare per il mondo e quindi sulla propria pelle dopo uno riesce a trovare la quadra. B, leggere. Qui nella biblioteca ci sono moltissimi libri di narrativa anche eccetera, che narrativa africana, soprattutto le ultime generazioni di scrittrici africane, sono molto interessanti e sono libri a cui appaiono anche al loro interno proprio questi stereotipi che viviamo anche noi e che vivono anche loro. Ecco, però per uscire da questo, creare un clima di accoglienza, di integrazione o di inclusione o di convivenza civile, no? È necessario quindi capirli, conoscerli e agire poi di conseguenza. E se posso aggiungere un breve inciso, non dimentichiamo che anche noi molte volte nella percezione dell'altro corrispondiamo a degli stereotipi, perché io quando dico che mio nonno era siciliano le persone annuiscono e dicono si vede, dico mi spiace, mio nonno era alto, biondo e aveva gli occhi azzurri ed era vero. No, lo ripeto anch'io, quando da giovane facevo il sindacalista, sono andato a Pordenone, ero sindacalista dei chimici, e lì ho conosciuto il segretario dei chimici di Pordenone, che era un giovane ragazzo, biondo, occhi azzurri, con la barba bionda, era il normanno della Sicilia. Siamo immuni. Ok, intanto innanzitutto vi riporto anche i ringraziamenti, non so se avete letto in chat, delle persone che vi hanno posto le domande che le ritengono sicuramente dal vedere i grazie e le reazioni alle domande sono stati sicuramente esaurienti come risposte. E io non posso che ringraziarvi perché è stato veramente un incontro molto molto interessante e pieno di spunti veramente interessanti, sia per questo momento in generale, sia per noi come gruppo di lavoro della commissione, che insomma cercheremo di trarre il massimo insomma da questi spunti e insomma non dimenticheremo di certo questo incontro e anzi spero che per il futuro riusciremo ancora a trovare dei modi insomma o per collaborare o comunque di tenerci insomma in stretto contatto, ecco. E come suggerito dalla regia concludo con il motto insomma della nostra commissione e quindi concludiamo dicendo sì, parte del cambiamento e collabora con la commissione sostenibilità, e vi ringrazio ancora una volta per la bellissima opportunità di oggi. Grazie mille davvero. Grazie. Grazie.